Beh, certo non si può non parlare di sanità dopo tutto quello che è accaduto, sta accadendo e accadrà ancora. Dobbiamo tenere i riflettori accesi su questo sistema calabrese che ancora una volta adesso finisce sotto l'egida del commissariamento. Massimo, zona rossa, dati sbagliati, commissariamento, proteste, cioè chi più ne ha più ne metta, no? Massimo Clausi, ti saluto intanto. Come qua, non so, come dire, insomma, la confusione è tanta in questo momento, come dicevi tu, perché abbiamo sentito come Regione Calabria questo 1-2 mischiato, da un lato l'ennesimo commissariamento della sanità, dall'altra la zona rossa, le proteste insomma, connesse, lì, molto partecipate, ieri. Massimo? È davvero una situazione molto complicata dalla quale speriamo. Massimo, mi senti? Dobbiamo migliorare l'audio perché ti sento a tratti. Intanto saluto e faccio intervenire subito il Presidente dell'Ordine. Io mi sento maluccio. Ti sento un po' male, Facciamo intervenire il Presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcione. Buonasera, Presidente. Continuiamo a sentirci male. Sì, intanto sistemiamo l'audio di Massimo Clausi, sento subito Eugenio Corcione perché è un momento davvero difficile per la nostra regione, non che gli altri siano stati meravigliosi, però questo è particolarmente tosto e complicato da affrontare. Sì, è sicuramente un momento difficile, lo abbiamo sempre detto che il problema calabrese peggiorava di volta in volta. Io non mi ricordo più quante volte sono venuto a parlare di sanità in Calabria e ogni volta denunciavo problemi più seri, uno più serio dell'altro. Ricordo una intervista che feci con voi, anzi per la verità siete venuti voi qui da me all'Ordine, quando è uscito quel famoso decreto Cotticelli che riguardava l'aumento dei posti letto, o meglio, la riconversione dei posti letto per il programma Covid, dove facevo delle critiche precise e puntuali, prevedendo che non si sarebbe fatto nulla. Puntualmente non si è fatto assolutamente nulla. Quindi, voglio dire, era molto semplice capire in questi termini, questo sistema organizzativo sicuramente è inadeguato. Però in qualche modo bisogna fare di tutto per renderlo adeguato e per garantire i cittadini calabresi. Ma secondo te questa zona rossa in qualche modo può servire a dare una svolta a questa situazione che vivono i calabresi ormai da troppi anni? Ma la zona rossa non risolve nulla. La zona rossa è soltanto appunto un estremo tentativo di proteggere, quando non si sa fare altro, c'è la zona rossa che cerca di ridurre i contagi, tutto lì. Attaccarsi alla zona rossa forse per discutere, forse per rendersi conto, ma probabilmente il cittadino calabrese da molti decenni si è reso conto che il sistema non funziona. Bastava andare negli aerei Ryanair della mattina alle 6, alle 7 che andavano a Bologna, a Milano o a Roma, si vedeva praticamente in tempi molto pre-Covid i passeggeri tutti quanti con mascherini, perché erano tutta gente fragile in chemioterapia che andava al nord per problematiche oncologiche. Voglio dire, quindi non c'era bisogno di questo ulteriore dramma per capirlo, perché l'impresa l'aveva capito da molto tempo. Giancarlo Greco, buonasera anche a te. Questa area rossa, questa zona rossa, cosa può determinare nel sistema nel suo complesso, tra pubblico e privato? Allora, intanto saluto tutti i telespettatori. Intanto dobbiamo dire che il primo impatto sicuro e certo è quello sull'economia, perché ovviamente con l'istituzione della zona rossa in Calabria si sono serrate veramente quelle poche speranze che c'erano di cercare di far riprendere l'economia. Detto questo, poi mi auguro che dia una mano anche nel campo dell'arginamento della pandemia, anche se come pensiamo noi di Confindustria non era, secondo a nostro dire, indispensabile la zona rossa, anzi basta consultare i dati che servono affinché si possano istituire le varie
zone, a seconda dei vari colori, per accertarci che non era indispensabile a queste latitudini istituire la zona rossa. E allora io mi chiedo se cosa ha determinato questa zona rossa. Ecco, questa è una provocazione che è indispensabile, perché quando si leggono i numeri danno ragione a chi non la voleva sta zona rossa, ossia gli indicatori della capacità di monitoraggio, piuttosto che gli indicatori della capacità di accertamento diagnostico e di gestione dei contatti, ma principalmente, ecco, i valori e i numeri che sono indispensabili per capire qual è il pericolo della pandemia. Ovviamente possiamo dire anche un'altra cosa, che quello che doveva essere fatto non è stato fatto, e il più delle volte, caro direttore, si dà la colpa a chi colpa non ne ha. E degli ultimi giorni l'attacco che si cerca di fare all'Annunziata, al laboratorio, che quasi quasi non riesce a dare risposta dei tamponi molecolari, perché ce ne sono tanti che vengono prelevati, ma per la processazione ovviamente si entra nell'imbuto dei numeri che sono dettati proprio dalle macchine. Ecco, l'organizzazione tecnologica e personale che era di appannaggio del commissario Cotticelli ha fatto cilecca, nel senso che a marzo avevamo per la provincia di Cosenza solo il laboratorio dell'Annunziata, e ad oggi, con tutto quello che si era previsto ed era prevedibile, non si è riuscito a cambiare questi numeri. C'era la necessità, e c'è oggi la necessità, di attivare il laboratorio di Rossano Corigliano, ma io non so cosa ha fatto il commissario Cotticelli, che è il capo, ce lo dobbiamo dire, della sanità in Calabria, cosa ha fatto affinché si potesse rispondere in altro modo a questa seconda ondata. Ovviamente è una vergogna vedere attaccati gli operatori sociali, gli operatori sanitari. Stamattina sentivo Pino Pasqua, il primario Pino Pasqua, che ha fatto un'intervista, e lo stesso Pino Pasqua chiariva questi dati della terapia intensiva, diceva che quasi quasi erano stati falsati i dati e rispondeva a questa allusione. Non è vero, perché Pasqua ha detto che nei numeri di terapia intensiva devono andare solo i soggetti che necessitano di respirazione ventilata, e non quelli in subintensiva che hanno tutt'altra terapia. La fermo un attimo, Massimo Clausi, il tuo giornale ha tirato fuori questa situazione relativa a questa confusione dei numeri, no? Sì, vabbè, il mio giornale, diciamo che sì, noi al quotidiano abbiamo cercato di approfondire questi numeri che continuano a non tornare. Questo dice lunga, poi se vogliamo andare fino in fondo del perché noi siamo zona rossa, se non sappiamo nemmeno quanti sono i contagiati, è difficile in qualche modo contenere la pandemia. Ho visto questi numeri apparire, scomparire, ho visto medici avere dei dubbi, no? Lo diceva prima il dottore Greco su le dichiarazioni del primario, il dottor Pino Pasqua, e questo è un dato che ci preoccupa, perché parlavamo nel corso della prima trasmissione, c'è anche una totale assenza di trasparenza da parte, diciamo, dei soggetti preposti nel raccontare diciamo, ai cittadini l'andamento della pandemia. Ancora non ho capito. Dobbiamo richiamarti, Massimo, dobbiamo richiamarti perché c'è un problema ancora nell'audio, ti sentiamo a tratti. Adesso la nostra regia provvede a richiamarti. Eugenio Corcione, questa questione legata al laboratorio dell'Annunziata, onestamente, va detto, lo ha denunciato 4 mesi fa, e di 4 mesi fa diceva proprio questo, diceva: guardate che se ci dovessimo trovare nella situazione di dover gestire un'emergenza, un solo laboratorio con poche persone che si dannano l'anima non riusciranno mai a soddisfare quelle che sono le esigenze. Beh, sei stato un facile profeta a questo punto, no? Purtroppo sì, a me dispiace proprio che i fatti mi stanno dando ragione, dispiace moltissimo. È stata un'improvvida amministrazione che ha pensato bene di addirittura fare il gioco delle 3 carte, con l'ultimo comunicato stampa in cui veniva a dire che avevano assunto non so quante persone, invece soltanto spostando personale a tempo determinato da fondi aziendali a fondi Covid, tutto lì, ma l'aumento delle braccia nel laboratorio non c'è stato.
E dobbiamo dire grazie a chi sta lavorando silenzioso, senza scendere mai in campo, senza andare in televisione, cercando di dare una mano il più possibile, come quasi tutti gli operatori sanitari dell'intera Calabria e delle Annunziate in particolare. Il vero problema è che non sono stati aiutati da un management dissoluto, assolutamente dissoluto, che non ha assunto nessuno, che non ha previsto nulla, quando le cose erano assolutamente chiare da molto tempo. Allora, il dato è questo: quale modello organizzativo proponiamo per la Calabria? Ma davvero pensiamo che sostituiamo Cotticelli e risolviamo i problemi? Perché questo ha fatto il governo l'altro giorno, sfruttando un'opportunità di debolezza strutturale della Calabria, come sapete, perché non abbiamo un presidente eletto. Allora, questo è qualcosa di allarmante. Assolutamente di allarmante. Ma veramente pensate che sostituire Cotticelli risolve tutti i problemi? Per carità, Cotticelli ha dato ampia dimostrazione di essere assolutamente incapace, questo non c'è dubbio, ma da qui a dire che la sua sostituzione risolve tutti i problemi, perché di fatto questo dice questo decreto assunto dal Consiglio dei Ministri, io dico che era più il caso, e sarebbe ancora oggi il caso, di metterci tutti intorno a un tavolo, non escludendo i calabresi dal tavolo. Invece con questo decreto si esclude ancora una volta i calabresi dal tavolo. Questo è qualcosa di assolutamente intollerabile, perché altrimenti andremo a finire ancora peggio, perché attenzione, si può ancora peggiorare malgrado stiamo male. Allora bisogna assolutamente mettersi insieme intorno a un tavolo e revocare questo decreto, che secondo me ha ampi spazi di incostituzionalità, e lo dimostrerà, ammesso che siano capaci di fare almeno il ricorso questi della giunta attuale regionale. Questo è il dato. Cioè, insomma, i modelli organizzativi si capisce che devono essere cambiati in Calabria, e non si può pensare, o devo pensare ancora peggio, devo pensare che è stato fatto un decreto del genere perché si deve cominciare la campagna elettorale per le regionali, perché sarebbe drammatica una cosa del genere, ma è facile pensarlo, è facile pensarlo. Approfittare di una debolezza strutturale attuale, regionale, per iniziare la campagna elettorale mettendo le mani sulla sanità, che come sappiamo produce voti. Quindi bisogna rivedere tutto, ridisegnare, riprogettare. Rivedere tutto, revocare il decreto di commissariamento, mettersi intorno a un tavolo e vedere di organizzare le cose, ma con i calabresi, non contro i calabresi. Ma da qualche anno a questa parte mi pare che tutto venga fatto a danno dei calabresi. Come se i calabresi fossero coloro i quali devono in qualche modo... Attenzione, io non sono quello che non dice che non abbiamo responsabilità. Ne abbiamo tante di responsabilità. Ne abbiamo tantissime, perché è chiaro che tutto questo è possibile per la connivenza. Non a caso sono state fatte nomine, sono state fatte carriere, sono state prodotte una serie di vantaggi per alcuni e non per altri. Questo lo sappiamo, ma questo negli anni, e di fatto questa è la responsabilità, perciò recupera il sistema. Il governo questo deve cercare di interrompere. Massimo Clausi, vediamo se l'abbiamo recuperato l'audio. Massimo Clausi l'abbiamo recuperato, proviamo adesso. Adesso ti sento, Massimo. Allora, Gorcioni dice una serie di cose, giustamente, dice ma qui siamo ancora al problema del commissariamento. È chiaro che ci sono degli errori commessi nel passato, la sanità è stata utilizzata come una sorta di fabbrica del consenso, e ogni forza politica che si è trovata a gestire il governo della regione ha cercato di mettere i suoi uomini, infischiandosene quello che era invece la capacità di ognuno di quelli che ha scelto. Questo ce lo dobbiamo dire, Massimo, perché se no non raccontiamo la verità. Niente, Massimo, non riesco a sentirti, non so cosa capita stamattina. Andiamo da Giancarlo Greco mentre io chiedo ai tecnici di recuperare. È chiaro che queste cose vanno dette perché il sistema sanitario nel suo complesso in questa regione è stato maltrattato dalla politica, troppa politica, troppi uomini di partito nei posti chiave, lì dove invece andavano scelti dei professionisti con delle capacità comprovate, con delle idee, con il modo di gestire tipico di chi in quel momento deve dare risposte ai cittadini. Una postazione di sanità non è una postazione
di un settore qualsiasi, è strategico, è delicato, e quindi questo è, col passare degli anni, è andato consolidandosi questo modello che ha generato le macerie di cui oggi parliamo. Guardi, direttore, io mi permetto di aggiustare il tiro, perché lei prima ha detto la sanità è stata utilizzata come fabbrica del consenso. Io non so quali elementi abbiamo per parlare al passato, io invece dico un'altra cosa, che è utilizzata come fabbrica del consenso, è utilizzata a tal punto che nei giorni passati ho fatto una provocazione perché dovevo assumere degli infermieri, ho detto che non era indispensabile la raccomandazione politica. A distanza di 10 giorni c'è stato un politico di Rende che ci ha attaccato violentemente proprio per questo motivo, forse perché aveva capito che non c'era trippa per gatti. Ovviamente qui, direttore, dobbiamo dircelo in faccia, perché se no rischiamo di fare meline, di fare chiacchiere, come è sempre stato fatto. Noi dobbiamo dobbiamo chiederci se c'è realmente la volontà di risolvere il problema della sanità per i calabresi, non se ci si devono risolvere i problemi dell'Annunziato o di Greco o di Confindustria. I problemi sono dei calabresi. Allora, come diceva prima il presidente degli ordini dei medici, noi dobbiamo avere l'umiltà di sederci intorno ad un tavolo, fare sintesi e far sedere le persone che riescono a trovare delle soluzioni. Vede, il problema qui, come diceva il Presidente, è di competenze. È di competenza perché io non voglio ritornare, ma è indispensabile mettere il nome e cognome sulle persone che hanno responsabilità dello stato dei fatti, dello stato dell'arte in Calabria. Cioè, l'allora governo giallo-verde nominò il commissario Cotticelli come lo sceriffo che doveva venire in Calabria e risolvere i problemi della sanità. Guardi, il caso della sanità calza l'esempio. Se io ho bisogno di un intervento chirurgico, vado da un bravo chirurgo, non vado da una persona per bene, non vado da un prete. Se io ho bisogno di risolvere i problemi di un'organizzazione di gestione della sanità calabrese, ho bisogno di un bravo manager, non di un bravo generale, che io gli voglio bene. Ho sempre detto che lui dice tutti sì a chiunque parla con lui, però poi alla fine il risultato è quello sotto gli occhi di tutti, non ci sono piani anti-Covid, non ci sono assunzioni lì dove necessitano le assunzioni, ci sono persone che sono costrette a fare doppi e tripli turni per dare una risposta, sia pure insomma nell'alveo al limite della legalità. Non so se siamo all'interno della legalità, perché quando ci sono degli operatori che lavorano per 12 ore di fila, anche 20 ore di fila, ovviamente non so se siamo nell'alveo della legalità. Eugenio Corcione, che dice su questo passaggio di Greco? Ma in gran parte è condivisibile. Io ripeto però, bisogna cambiare il modello organizzativo. Non è che sostituire e dare la responsabilità a un commissario mi risolve i problemi, perché io lo sostituisco e non cambia nulla. Tra l'altro non è il primo, è almeno il terzo commissario, senza pensare agli altri commissari che erano i presidenti eletti. Voglio dire, qua bisogna in qualche maniera capire tutti insieme di mettersi intorno a un tavolo senza escludere i calabresi, perché ce ne sono tanti capaci ed onesti, e risolvere il problema in maniera un po' diversa da un commissariamento che sa tanto di politica e tanto di uso della sanità a fini elettorali. Insisto su questo perché mi pare qualche cosa di assolutamente indispensabile da considerare. La situazione è difficile, la situazione è sicuramente molto difficile perché ormai si stanno coinvolgendo le istituzioni e le modalità delle stesse. Io inviterei a leggere le motivazioni della Corte Costituzionale che ha accettato il decreto Grillo impugnato da Oliverio. Metteva dei limiti a quel decreto Grillo e dice sì, lo possiamo accettare eccezionalmente per un periodo determinato, molto limitato, e perché c'è stata inerzia da parte della regione. Adesso queste due caratteristiche, cioè l'inerzia della regione, non si può stabilire perché non ha gestito nulla la regione. Le piace o meno, ma questa è. La regione non ha gestito nulla, perché i commissari sono stati nominati da Cotticelli, che è a sua volta espressione del governo. Quindi io li metto in carico al governo. Tant'è vero che
ebbi modo di parlare col ministro Speranza su una nomina del tutto impropria che stava per venire fatta su Cosenza, e infatti ho parlato col ministro che ha detto no, per me va bene quella nomina, non mica ho parlato con un assessore regionale o con un presidente eletto. Allora voglio dire, l'elemento decisivo è proprio questo. I modelli che ci sono stati non sono andati bene, assolutamente. È anche una questione di uomini, ma non è solo una questione di uomini. Qua bisogna in qualche maniera veramente impedire che la politica utilizzi la gestione della sanità, perché c'è una cosa diversa tra la gestione e il governo. Il governo non l'abbiamo mai avuto, la gestione costante. Anche in queste ore c'è gestione, spesso di tipo discrezionale, per non parlare di politica, è chiaro. Quindi questo è il dato che dobbiamo considerare. Se ci saranno elementi che taglieranno questo legame con gli interessi clientelari, allora forse il futuro potremo pensare di ricostruire, o meglio, di costruire un servizio sanitario regionale, perché non è mai stato costruito. Altrimenti avremo soltanto la sofferenza degli operatori, che sono gli unici che si stanno veramente spendendo al massimo per cercare di rendere accettabile una situazione difficilissima. Io da tempo gridavo che bisognava assumere personale, da tempo gridavo che era assolutamente indispensabile, ma attenzione, noi stiamo espellendo dalla nostra realtà una merce che abbiamo e che è desiderata ed è ricercata in tutto il mondo, che sono le nostre intelligenze. I medici vanno via perché non gli si può dare un incarico a tempo determinato, bisogna assumere a tempo indeterminato, perché altrimenti non ti vengono. È ovvio che sia così, oppure ti viene lo scarto, o qui non riesci in nessuna maniera a risolvere i propri problemi logistici e quindi devi accettare quello che gli capita. Noi dobbiamo fare degli investimenti, se vogliamo risparmiare dobbiamo usare una parola che sembra in contraddizione, fare degli investimenti, altrimenti noi non la vedremo un futuro roseo per la Calabria. Ma da quant'è che non si fanno investimenti nella sanità pubblica in Calabria, Eugenio? Mamma mia, io ancora aspetto la seconda pietra degli ospedali che dovranno essere costruiti in pochi mesi con delibera di protezione civile organizzata da Prodi, e siamo ancora nemmeno alle fondamenta. È una cosa disastrosa, veramente disastrosa. Ci fermiamo pochi istanti per la pubblicità, torniamo tra poco. Allora, torniamo in studio, abbiamo recuperato Massimo Clausi. Massimo, Ecco. hai ascoltato Guarda. la discussione, no? Sì, abbiamo ascoltato le cose che dicevano sia appunto Greco sia il presidente Corcioni. Insomma, siamo sempre allo stesso punto. Insomma, da questa sanità noi non riusciamo ad avere una gestione normale. Sono 11 anni di commissariamento, 11 anni che però non hanno portato gli effetti sperati. Adesso ce ne saranno altri 2 più 1 in una situazione davvero drammatica come questa della pandemia. Speriamo di riuscire in qualche modo ad invertire la rotta, perché come diceva Corcioni, il vero problema è tirare fuori la politica dalla sanità, ma non è una cosa, diciamo, così facile, insomma, ecco. È una cosa complicata perché chi gestisce, chi governa vuole in qualche modo avere il controllo del sistema sanitario, no? Siamo abituati a questo. Sì, ma a questo punto forse sarebbe il caso di ripensare l'organizzazione complessiva del nostro sistema sanitario, forse sarebbe il caso di far tornare davvero la gestione della sanità allo Stato centrale e toglierla, diciamo, ai territori, insomma, in modo da poter garantire un servizio davvero omogeneo su tutto il territorio nazionale, non 21 servizi sanitari come sta accadendo adesso sostanzialmente. Giancarlo Greco, in mani del governo forse è il caso, giunti a questo punto, di far ritornare tutto in mano del governo centrale, perché parliamoci chiaramente, in tutti questi anni c'è stato un fallimento totale nella gestione. Guardi direttore, ritornare in mano al governo, è già in mano al governo la sanità calabrese. Come ricordava il dottore Clausi, sono 11 anni di commissariamento, ma forse è stato un commissariamento a metà, perché quando sono 2 le teste,
ovviamente poi ognuno ha propri interessi che non sempre combaciano con chi ha davanti, anzi il contrario, quando si parla di potere, quando si parla di sanità, quando si parla di soldi, ognuno ha i propri interessi. Io dico una cosa, nell'ultimo periodo è stato proprio forse questo che ha bloccato, ha paralizzato la sanità in Calabria. Io voglio ricordare l'ultimo periodo prima della Presidente Santelli che con un delegato che era abusivo, un delegato da parte del Presidente Oliverio, si è entrato in contrapposizione con il governo e con i commissari governativi e tutto si faceva tranne che gli interessi dei cittadini. Allora, come diceva prima il Presidente Corcione, dobbiamo completamente estromettere la politica dalla sanità, dobbiamo trovare il modo. Forse non è quello di accentrarlo a livello nazionale, perché lì ci sono altre dinamiche politiche, lì non c'è il signore che gestisce come terzo, lì c'è sempre un'altra politica, lì c'è una politica e qua ce n'è un'altra. È vergognoso, guardi, uso questo termine, questo aggettivo per definire quello che è successo con il decreto Calabria, perché i calabresi hanno votato, hanno eletto una giunta, un consiglio regionale e oggi è completamente esautorato dalla gestione della sanità, che poi rappresenta l'80% del bilancio. Il decreto è stato fatto, come diceva il dottore Clausi, Massimo Clausi, e per 2 anni più uno, più purtroppo sarà gestito dal governo. Dico purtroppo da una parte, dall'altro ne parlavamo ieri con il direttore Sabato, forse potrebbe essere con l'accentramento in testa a un unico ente il controllo e il potere su un argomento così complesso come quello della sanità, che forse c'è uno spiraglio di riuscire a raggiungere degli obiettivi, ma gli obiettivi devono essere una volta per tutti rispettati, che sono quelli di di risolvere i problemi della sanità calabrese e non fare quello che si è fatto fino ad oggi, direttore Sabato, perché si fa presto a parlare male dei commissari in Calabria che ci sono stati nell'ultimo periodo, però era di competenza della giunta di Oliverio la realizzazione dei 3 ospedali che non è neanche iniziata. Non possiamo ritornare con la mente e con la memoria all'inaugurazione che è stata fatta dell'ospedale di Rossano Corigliano in concomitanza della campagna elettorale delle politiche del 2018. È vergognoso prendere in giro la gente, i cittadini calabresi, così in modo spudorato. Allora, quello che mi chiedo, intanto chi ha determinato la chiusura degli ospedali di Cariati, di Trebisacce e degli altri ospedali, perché in qualunque azienda che produce pane, direttore, prima di chiudere l'attuale forno va magari realizzato il forno nuovo più attrezzato e poi si spostano le attrezzature e le maestranze, ma prima va realizzata la struttura nuova. Invece in quella zona sono state privati delle prestazioni di sanità tutta la popolazione, tutte le persone che vivono in quel territorio senza avere un'alternativa. Quindi prima andava realizzata la struttura e poi chiuso Cariati e Trebisacce. Oggi ovviamente con questo decreto Calabria ci auguriamo si fanno nome di persone competenti che si avvale in ogni caso della consulenza delle persone che rappresentano il territorio, delle persone che rappresentano, e insieme al tavolo tecnico-politico si riesca realmente e volutamente e fattivamente risolvere i problemi della Calabria e della sanità calabrese, che non sono quelli di spostare un infermiere o un OS come è stato fatto fino a mo', o di nominare, non sempre, fortunatamente, un primario amico perché poi alle elezioni ci deve portare i voti, ma cercare di nominare primario chi ha le competenze e di spostare gli infermieri dove servono e non lì dove abitano per non andare ancora oltre. Eugenio Corcione, quello che dice Greco è, come dire, è sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Però... Certo, ma sì, ma siamo d'accordo su questo. Il problema è di capire bene che dovremmo tutti quanti però spingerci al dialogo e non al chiudersi con la forza di questo ennesimo commissariamento di forza. Poi vorrei capire qual è il vero atteggiamento dei senatori nel passaggio che dovrà avere questo decreto. Vi spiego.
Insomma, questo è un decreto che deve passare, deve avere la fiducia del Parlamento. Voglio vedere se riesce ad avere i voti al Senato e poi voglio vedere la verifica in Corte Costituzionale. E intanto noi perdiamo tempo. E intanto noi perdiamo tempo, perché di questo stiamo parlando. Perdiamo tempo perché con tutti questi passaggi qui non stiamo affrontando il problema, cioè non stiamo in qualche maniera mettendo intorno al tavolo le persone capaci di governare questo sistema difficilissimo. Però ecco, adesso però dobbiamo, come dire, muoverci perché siamo in piena pandemia. Massimo, siamo in piena pandemia. Cioè, noi abbiamo questi ospedali quasi smantellati, no? Sparsi in tutta la Calabria, nel territorio. Allora, perché non facciamo in modo di trasformarli in luoghi dove è possibile curare il Covid, per esempio, no? Metterci lì gli asintomatici, cercare di capire, far confluire le USCA in quelle zone, insomma, così bisogna fare, bisogna rispondere, perché il contagio c'è, il virus cammina in Calabria e come? Ieri ci sono stati 354 casi, sono numeri che noi non conoscevamo, noi a marzo non abbiamo avuto questi numeri. 180 casi nell'area del Regino, bisogna anche porsi queste domande e cercare di capire come fronteggiarle. Non possiamo far finta che si va avanti così, fidando nella buona sorte che magari il virus arretri e quindi noi possiamo in qualche modo stare un po' più tranquilli. Non è così. Dobbiamo attivarci. Vorrei ricordare che nel mese di marzo si era parlato di una possibilità di aumento di 440 posti di terapia intensiva. Si era detto questo, si era parlato di un ospedale Covid, si è cominciato a litigare, lo facciamo nell'area centrale della Calabria, non lo facciamo a sud, non lo facciamo a nord, lo facciamo laterale, orizzontale, verticale, si è perso del tempo e questo bisogna dirlo. Ora tutti a gridare ma il governo ci ha trattato male con la zona rossa, sicuramente ci ha trattato male, sicuramente non ha accolto quelle che sono le vere esigenze di questa terra, però i numeri giocano a nostro favore, i numeri intesi come organizzazione, come risposta del sistema sanitario. Eugenio Corcione, anche 4-5 mesi fa, diceva proprio questo, non ci siamo attrezzati, attenzione, che la pandemia non è una cosa che può essere gestita con gli strumenti che abbiamo, con l'organizzazione che abbiamo, con gli ospedali che abbiamo. Massimo. Come dire, stai dicendo delle cose giustissime e quindi la cosa ovviamente ci preoccupa ancora di più, no? Perché è talmente banale dire che bisogna riconvertire questi ospedali che sono stati dismessi ben 11 anni fa, non ieri. 11 anni fa era Scopelliti, governatore della Calabria, quando siamo entrati nel famoso piano di rientro, abbiamo smantellato questi ospedali e in 11 anni non siamo riusciti a convertirli in case della salute. Io non oso pensare quanto tempo ci vorrà per convertirli in centri Covid. Il tempo, come dicevi tu, non c'è perché i contagi stanno aumentando, ma soprattutto a me ha preoccupato molto la conferenza stampa di ieri dei vertici del Ministero della Sanità, che nel spiegare i motivi per cui hanno, come dire, dipinto di rosso la Calabria, dicevano che da qui a qualche mese gli effetti della pandemia rischiano di essere incontrollabili. Allora, di fronte a questa situazione, come diceva giustamente il presidente Corcioni, bisogna davvero mettersi tutti attorno a un tavolo per capire che cosa vogliamo fare. Questi posti letto di malattia infettiva, di terapia intensiva, li vogliamo attivare o no? Che cosa manca? Non si capisce. Sappiamo che ci sono dei ventilatori polmonari imballati perché non ci sono i posti letto. Si era parlata di queste assunzioni, per esempio gli infermieri negli ospedali, nelle scuole. Spirlì recentemente ci aveva detto che attingeva da quella graduatoria invece per rafforzare le USCA, perché anche le USCA sono a corto di personale. Insomma, mi pare che da un punto di vista dell'organizzazione sanitaria qua siamo all'anno zero e se la nostra sanità già faceva fatica a gestire l'ordinario, figuriamoci in una situazione di pandemia. Ovviamente a tacere dell'altro problema che invece sottolineava Greco, cioè i famosi 3 ospedali che sono stati progettati e finanziati nel 2004
siamo nel 2020, quindi sono antecedenti addirittura al commissariamento e non abbiamo visto posare nemmeno la prima pietra. Insomma, la situazione qua è davvero gravissima, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia sanitaria. Adesso con questo nuovo commissariamento, con i superpoteri che ha il commissario, avrà competenze anche su questo. Speriamo che riesca a dare Cotticelli o chi per lui, insomma non abbiamo ancora capito chi sarà il futuro commissario, riesca a dare un'impronta davvero, come dire, decisiva, un'accelerata decisiva verso l'organizzazione di una rete decente, perché anche tutta la sanità territoriale andrebbe completamente ripensata. Direttore, se potevo, volevo su questo punto dire una cosa, perché come diceva giustamente il dottore Clausi, passa tutto dalla mala gestione, la mala organizzazione di quello che è il problema Covid, ma non solo del problema Covid. Se lei pensa che una delle poche regioni, se non l'unica in Italia, a non aver ancora sottoscritto un accordo con i privati per quanto concerne la disponibilità che è stata già rappresentata al direttore generale del Dipartimento e al commissario Cotticelli, la disponibilità a collaborare, mentre in tutte le altre regioni, in Emilia Romagna ed altro, sono stati già fatti gli accordi quadro. Ancora in Calabria, che è zona rossa, non c'è un accordo quadro. Glielo abbiamo mandato lo stesso accordo che è stato fatto in Emilia Romagna e ancora è rimasta lettera morta. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cosa possono fare le persone? Se non ci sono dei personaggi che riescono realmente a voler risolvere il problema e che non vengono distratti da altro, allora fin quando non troveremo queste persone, purtroppo qualunque cosa ci farà paura. Su questo voglio sentire Eugenio Corcione, che ne pensa. Dunque, allora, il primo argomento che volevo specificare bene, diciamo così, andando avanti al discorso che faceva Clausi, è che il nostro problema, ma non solo nostro, le pandemie non si combattono solo con l'ospedale. Anzi, se si vuole pensare che si combattono con l'ospedale, si perdono tutte le gare. Bisogna assolutamente impegnarsi sul territorio e vanno fermate sul territorio. Questa è la premessa. Ecco la differenza che c'è stata tra Veneto, nella prima ondata tra Veneto e Lombardia. Benissimo. Allora, se si vuole fare questo, per il territorio sono necessari certamente investimenti, ma soprattutto, come si diceva prima, grande capacità attrattiva e di governo del sistema. È assolutamente indispensabile attivare realmente le USCA per quelle per cui le USCA sono state individuate, sono state pensate. Sarebbero l'unità speciali di cure. Cioè, che vuol dire di cure? Cioè significa che i pazienti che stanno a casa in quarantena o addirittura malati devono essere curati a casa il più possibile per impedire che arrivino in ospedale. Questo lo stiamo rivendicando con grande forza e devono essere dei ragazzi, dei colleghi giovani che devono essere guidati da persone esperte che riescono in qualche maniera a dare quelle enormi motivazioni che verrebbero fuori rispetto a un lavoro di questo tipo. Noi possiamo ridurre i ricoveri con grande rapidità, perché l'obiettivo deve essere questo, se riusciamo ad attivare un sistema territoriale che funzioni, fatto da una parte dell'assistenza dei cosiddetti malati, dall'altra potenziare il più possibile, sempre con personale, quindi con investimenti, d'accordo? Oppure con la capacità di spostare le persone che fanno dei lavori ancora improbabili verso lavori probabili, cioè che è quello di tracciare le persone e andare a fare i tamponi. Allora, questo è qualche cosa che rompe gli equilibri che si sono stabiliti fino ad oggi. Sembra semplice da dire, ma non è facile da farsi, perché rompe gli equilibri. Allora, se non c'è una leadership attrattiva e autorevole nel disegnare questo, guardate che c'è bisogno di fare investimenti, ma non enormi investimenti, molto più modesti che costruire un ospedale nuovo. Però è assolutamente, si vanno a colpire tutta una serie di piccoli privilegi che sono assolutamente indispensabili da dover essere colpiti. Quindi la linea è questa e noi dobbiamo lavorare sul territorio con grande affezione e con grande entusiasmo addirittura, perché io ho ragazzi che mi spingono, colleghi giovani, ripeto, molto competenti, molto capaci, ma che vogliono essere messi in condizione di fare i medici.
è assolutamente indispensabile lavorare in questo senso. Ebbene, io non ho ancora trovato nessuno che si è posto questo problema. Come si può pensare a fare questo? Ma voi sapete che oggi è dovuto intervenire il prefetto di Cosenza, che ringrazio, chiedendo spiegazioni all'attuale manager dell'azienda territoriale come mai tutto ciò non è avvenuto, quando da tempo questa cosa doveva essere avvenuta. Ma davvero pensiamo che è il prefetto che deve intervenire per fare sta roba? E noi andiamo addirittura a riconfermare queste dirigenze. Ma è qualcosa di incredibile. Massimo. No, io sono pienamente d'accordo con Corcioni, ovviamente, è molto più esperto di me in queste materie, nel senso di un rafforzamento quanto mai necessario della medicina territoriale, che poi è sempre stato, come dire, il tallone di Achille della nostra sanità, no? Noi intasiamo gli ospedali perché sui territori non troviamo delle risposte. E allora, se l'idea di potenziare la medicina territoriale è abbastanza banale da dirsi e forse anche da farsi, non si capisce perché non si sia fatto nulla in questi mesi, perché le USC ancora sono senza personale, perché non abbiamo come dire, una tutela capillare sul territorio di persone che possono fronteggiare questa pandemia, perché noi assistiamo quotidianamente, io lo vedo quando confeziono il giornale, a iniziative anche estemporanee, no, di alcuni sindaci delle città calabresi che sono lasciati soli, per cui sono questi sindaci che decidono in autonomia se chiudere una scuola, chiudere una strada, mettere in quarantena le famiglie, e non solo questo, ma hanno anche il carico delle famiglie in quarantena. Io ricordo che quando a Castrolibero esplose il problema, insomma, del virus che si era diffuso nella comunità senegalese, il sindaco mi diceva noi dobbiamo non soltanto assicurarci che loro rispettino la quarantena, ma anche provvedere a tutto quello che gli è necessario, dalla bombola di gas alla spesa, al pagamento delle bollette, insomma, e non abbiamo la forza necessaria, i servizi sociali per fare questo nel caso in cui poi la pandemia si dovesse allargare. Quindi io credo che sul territorio bisogna investirci e bisogna investirci seriamente. Poi sulle nomine e sui dirigenti che ancora adesso guidano l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria, Corcioni diceva non si capisce perché ancora ce le teniamo. Io l'ho scritto sul quotidiano tempo fa, quando Spirlì sembrava volesse fare un braccio di ferro con il governo sulle nomine dei dirigenti, del perché una volta che sono andati in scadenza, era marzo scorso, non si è provveduto alla sostituzione, si è fatto il bando di selezione per i manager soltanto il 23 luglio, si è concluso 15 giorni fa, e in 15 giorni poi la regione voleva fare l'atto di forza verso il governo. Ecco, mi pare che, come dicevamo in apertura della nostra discussione, non è più tempo dei bracci di forza, è tempo invece di sederci tutti serenamente attorno a un tavolo e cercare di capire cosa fare per uscire da questa intricata situazione. E in questo c'è bisogno del buonsenso di tutti. Io per esempio non capisco le iniziative che stanno, come dire, ventilando i nostri amministratori regionali di eventuali ricorsi al TAR piuttosto che appelli a Mattarella, nel senso che mi sembrano giuridicamente poco attendibili per il poco che ne capisco io. Fossi io il presidente della regione o la maggioranza, andrei piuttosto a chiedere subito i quattrini legati al ristoro di tutti i calabresi che purtroppo a causa della zona rossa vivranno delle settimane davvero drammatiche. Abbiamo letto gli interventi dei rappresentanti della sezione di categoria che sono molto preoccupati, che dicono che da questa situazione molte imprese non si alzeranno più, e quindi piuttosto che avventurarci in battaglie legali, io chiederei delle garanzie serie e immediate sul fronte del ristoro economico. Sono perfettamente d'accordo, il ristoro economico è la cosa più importante in questo momento. Cosa sarà possibile, proprio legandomi a quello che ha detto il dottore Clausi, ecco, devono necessariamente cadere tutti i tabù, perché qua abbiamo sotto gli occhi di tutti, purtroppo, ai noi, l'inefficienza della sanità pubblica, ai noi dico, perché tutti quanti noi siamo per la sanità pubblica, ma far allusione tante volte all'inefficienza della pubblica e farla ricadere sul privato accreditato, io penso che non sia corretto.
Il privato accreditato deve essere in sinergia con il pubblico. Se il pubblico funziona, ben venga, vuol dire che riesce a soddisfare le esigenze della popolazione. Ma ove non dovesse arrivare il pubblico, come succede in tutte le altre regioni d'Italia e come in Emilia-Romagna, vanno previsti dei percorsi, sottoscritti degli accordi quadro che in un'eventualità di incapacità di dare risposta del pubblico c'è prontamente il privato. Il privato accreditato deve essere visto come un partner, non come un nemico, però il più delle volte, ce lo dobbiamo dire però, direttore, viene additato come il male oscuro, ma non è così, perché se fosse così non avrebbe ragione d'essere lì dove funziona, perché oggi noi abbiamo oltre 300 milioni di euro di prestazione nei confronti dei cittadini calabresi che vengono erogate al di fuori della regione Calabria. Allora il privato, la prima cosa che sta cercando di fare, il privato accreditato, è di cercare di far operare quelle persone che oggi purtroppo vanno ad operarsi fuori, di operarsi in Calabria. Allora insieme sedersi a un tavolo anche sempre nell'interesse dei cittadini calabresi e studiare un piano strategico affinché sia i calabresi si possano curare in Calabria, sia gli imprenditori calabresi possono esprimere al meglio le proprie capacità come fanno gli imprenditori di altre regioni d'Italia. Eugenio Corcione, partner o avversario o nemico, come lo ha definito Greco? Non ho capito, scusi, non ho proprio capito. No, la domanda non l'ho capita. Diceva Greco, il privato, il pubblico, tra privato e pubblico bisogna esserci sinergia, non vedere il privato come fosse un nemico, ma come un partner in questa guerra che tutti stiamo combattendo. La mia idea è questa: certamente bisogna cooperare con tutte le forze in campo, però attenzione, queste forze in campo devono essere non solo indipendenti, ma capaci di trattare. Ora abbiamo una parte, quella privata, quella pubblica, assolutamente inadeguata a fare qualsiasi tipo di trattativa, cioè perdente sempre. Quindi oggi fare accordi di questo tipo significa delegare alcune funzioni al privato. Quando avremo un pubblico forte è il caso di coinvolgere tutti, ma con questo pubblico significa delegare al privato, che può essere una scelta anche adeguata, ma una scelta di questo tipo lo si sappia, Presidente, assolutamente no, non vogliamo e non ho inteso dire questo, io ho detto una cosa diversa. Io sono per la sanità pubblica e se dovesse servire nell'interesse non della politica ma dei cittadini calabresi ci deve essere la collaborazione del privato accreditato che dia risposta alla gente. Alla gente non gli interessa se a nominare i primati sia il presidente della regione, il commissario o altro. Gli interessa avere delle risposte. E se il pubblico meglio, ma se gliele dà il privato sempre in convenzione, il cittadino non può che essere, come succede in tutta Italia, non può che essere contento. Corcione. Allora, sia ben chiaro, perché sennò mi vengo capito male. Ho detto, per fare un contratto bisogna avere pari capacità di contrattare. In questo momento il pubblico è totalmente inadeguato. Si rafforzasse il pubblico e si fa l'accordo col privato. Corretto, ma pure noi siamo dello stesso avviso. Io sto parlando di organizzare il pubblico e di metterci dei manager che possono organizzare non in base alle esigenze politiche, ma in base alle esigenze dei pazienti calabresi. Massimo. Allora, io diciamo che sono un po' più terra rispetto al dottore Corcioni, però la penso come lui, nel senso che vorrei lanciare una provocazione, fra virgolette, al dottore Greco, che è persona molto intelligente, perché qua la sensazione che abbiamo è che, come dire, è giustissimo il concetto che diceva prima Greco, no? Del privato che opera in sinergia con il pubblico, ma la sensazione che si ha che il pubblico è talmente scarso che sia fatto quasi apposta per favorire il privato. Questo è il vero problema della Calabria. Per cui, un attimo che finisco il concetto e poi ti lascio replicare. Non è colpa del privato accreditato, che sia chiaro. Assolutamente no, ma a me cittadino dico, ma abbiamo fatto, come dire, una marea di esempi di cose semplicissime che si potevano fare, non sono state fatte. Allora a me da cittadino viene il dubbio, ma perché non le avete fatte? Chiaramente non è il privato la colpa, però l'idea che qualcuno voglia far funzionare male il pubblico per avere
usato nelle procure, dottore Clausi, nelle procure con nome e cognome, perché questo io sono convinto che, se è vero, ci sono i magistrati onesti che sono pronti a perseguire questi reati. Queste sono cose molto serie, perché se c'è qualche privato che si permette di mettere in difficoltà il pubblico a vantaggio del privato, cosa che io non credo, fa una cosa veramente grave, cosa che io non credo che faccia. No, ci sono delle commissioni anche, no? Nel senso che ci sono molti appunto storici politici che operano anche nel privato. Allora, voglio dire, da cittadini il dubbio rimane, poi ovviamente non siamo magistrati e quindi non abbiamo la verità in tasca. Clausi, io la stimo professionalmente, ci conosciamo da anni, io la stimo, però non giova a nessuno insinuare, noi dobbiamo fare nome, cognome e denunciarli, perché non stiamo parlando del mercato, stiamo parlando della sanità dei cittadini calabresi, e se abbiamo un dubbio, chi è preposto a tutelare la sanità deve andare in procura a denunciare, perché ci sono le istituzioni che devono perseguire queste tipologie di reati. Ma da questo a dire che c'è il privato che funziona e quasi quasi è colpa del privato che funziona, che è l'inefficienza del pubblico, questo è gravissimo. Greco, però Massimo Clausi si pone una domanda, non ha fatto, come dire, non è che fa illazioni, si è posto una domanda, dice quasi quasi, vedendo come funziona il privato, quasi ci fosse una sorta di tacito accordo, tra virgolette, ma non è che ha fatto illazione, ha semplicemente si è posto una domanda, mi pare sia questo, no Massimo? Sì, che poi è quello che diceva il presidente Corcioni, no? Che quando si va a contrattare bisogna avere la stessa capacità contrattuale. Se io sono molto debole, è chiaro che capacità contrattuale non ne ho, o ne ho pochissime, insomma. Ci fermiamo pochissimi istanti, torniamo tra un attimo. Allora, abbiamo pochi minuti, poi dobbiamo chiudere questo nostro spazio. Eugenio Corcioni, diceva Massimo Clausi, pubblico debole, privato forte, cioè tutta una serie di cose che sono venute fuori, che conosciamo, però se il pubblico non è in grado di garantire, a quel punto il cittadino è libero di scegliere, no? Allora, qui dobbiamo costruire il sistema per intero. Quando dicevo mettere tutti intorno a un tavolo significa costruire il sistema per intero e intanto correggere gli enormi disservizi, gli enormi sperperi che ancora esistono nella sanità pubblica. Se non si fa questo, parlare di accordi, parlare di scelte è qualche cosa di velleitario o, se volete, qualche parola più forte forse ce la mettiamo pure. In questo momento è indispensabile fare alcune cose, perché tra l'altro, parliamoci chiaro, alcune cose, come si è parlato prima, rianimazione, pronto soccorso, quasi sempre, tranne eccezioni rarissime, vengono svolte solo dal pubblico, soprattutto le emergenze, va bene? Vengono svolte solo dal pubblico e sarebbe difficilissimo fare qualcosa. Quindi voglio dire, intanto rafforziamo noi, dopodiché è assolutamente indispensabile metterci tutti intorno a un tavolo, dare lo spazio a tutti per fare le cose. Abbiamo purtroppo, questo è assolutamente vero, oltre 300 milioni all'anno di emigrazione, dobbiamo lavorare su quello e per ridurre questa emigrazione. Ma dobbiamo avere dei manager che abbiano questo come obiettivo. Lei lo sa che abbiamo avuto un manager all'azienda ospedaliera che per tutti i primari ha chiesto riduzione di spese, non aumentando le produzioni, perché avrebbe dovuto proporgli poi il personale. Per cui noi abbiamo scientemente aumentato l'emigrazione sanitaria. Noi avevamo negli ultimi anni, faccio un esempio per tutti, ridotto l'emigrazione quasi ad azzerarla, del cancro dell'ovaio. Abbiamo detto basta, non ne dobbiamo fare più. Ma insomma, ma davvero scherziamo? Ma vogliamo scherzare? Qui abbiamo avuto delle persone che dire inadeguati è troppo poco dire inadeguati. C'è qualche cosa di peggio dell'inadeguatezza. Ecco perché dico, dobbiamo assolutamente mettere sotto la lettura giusta uno degli obiettivi, dei documenti che deve diventare di pubblico dominio. Sono gli obiettivi che si danno anno per anno ai primari. Se l'obiettivo c'è scritto risparmia su tutto, non me ne frega niente di quello che fai, oppure fai soltanto le cose di scarsa complessità, è chiaro che tu mi demotivi il personale, mi demotivi quell'unità operativa
e di fatto porti a casa un risultato ultramediocre di scarsa qualità economica. E stop! Ecco, questo deve essere un documento di pubblico dominio. Certo, sui siti aziendali, sull'albo pretorio sono pubblicati gli obiettivi, se no come faccio a saperli? Però abbiate pazienza, vanno studiate le cose, non si può consentire di dare degli obiettivi ridicoli, assolutamente ridicoli, ma non è possibile una cosa del genere. Grazie Eugenio Corcione. Allora, Greco. Guardi, la situazione è quella che è. Noi come Confindustria Sanità ovviamente, come dicevo prima, ci siamo messi a disposizione, siamo pronti. Volevo dare un ultimo numero: ci sono alcune strutture private che in un momento così particolare si sono resi disponibili a fare anche dei tamponi antigenici, perché purtroppo, ripeto, quelli molecolari non si riescono a processare, e queste strutture hanno dato una grande mano e tanta tranquillità alla popolazione. Se consideri che c'è solo una struttura che ha trovato, attenzione, nell'arco di un mese circa 1200 positivi, 1200 positivi confermati dall'ASP, quindi vuol dire che sono 1200 persone che sarebbero potute circolare nella provincia di Cosenza, e che grazie a questi tamponi, che tra l'altro hanno un costo al 50% di Milano, tanta gente ha polemizzato sul costo di 50 euro su alcuni laboratori, a Milano lo stesso test costa 92 euro. Non voglio fare assolutamente polemica, ma è giusto che si sappia. Si è data la possibilità a 1200 persone di non andare in giro a infettare altre persone. Questa è la sinergia che dico. Ovviamente se questi tamponi l'avesse fatto l'ASP sarebbe stato ancora meglio. Se questi tamponi, il rimborso, ce l'avesse dato l'ASP e non i privati, per noi sarebbe stato meglio. L'importante comunque è avere dato una collaborazione e aver ottenuto un risultato. Ovviamente sinergia fra pubblico e privato noi ci siamo. Sulla sanità privata, sulla pubblica prima si deve fare tantissimo, ma anche sulla privata accreditato. Noi ci siamo sempre e principalmente nell'interesse dei cittadini e dell'utenza. Quanto costa al netto a voi un tampone? Allora le dico che solo nei tamponi, le dico questo, nell'operazione dei tamponi ci lavorano 40 persone, sono 40 stipendi che noi paghiamo al mese. Sembra piccolo, io le parlo della Madonnina, che ci sono 4 persone nella tenda, 4 persone nel laboratorio, 5 persone all'accettazione e 7 persone sono a ricevere le prenotazioni. Ma a voi quanto costa un tampone? Ma sinceramente non lo so, ma intorno ai 22-25 euro. 22-25 euro. Eugenio Corcione, questo è un metodo per accelerare secondo te? Questo è un metodo obbligato, nel senso che non abbiamo la possibilità e la gente non ha alternativa. Anche io ho consigliato andare a molte persone che sono rivolte a me ad andare per avere una risposta immediata da quelle parti. Il vero problema invece è che noi dovremmo in qualche maniera essere capaci di tracciare immediatamente quei positivi. Loro le comunicazioni le fanno, ma molti non riescono a essere tracciati ed è un problema molto serio, anche se volete di tipo burocratico, per quanto riguarda i singoli che fanno fatica poi a giustificare l'assenza dal lavoro, eccetera, eccetera. Insomma, ancora una volta, il discorso che facevo prima, va potenziato il privato in maniera assoluta. Certi compiti, quello di sanità pubblica, non può che non essere pubblica, appunto. Non c'entra niente il privato. Poi può fare il test, però poi se non tracci, fai addirittura dei danni. Devi assolutamente tracciare con una rapidità estrema. È chiaro? Questo è il dato fondamentale. Deve avere le risorse per far questo. Tutti i laboratori privati che stanno effettuando tamponi quotidianamente notificano 2 PEC al giorno, uno a pranzo e uno dopo le 19, con la quale si comunicano tutti i negativi e tutti i positivi. Tutti i positivi già vengono allertate dal laboratorio consigliando di rimanere in quarantena, e dopo 3 giorni massimo l'ASP, le USCA stanno contattando i privati che hanno trovato i positivi che sono stati trovati dal privato, dal laboratorio. Quindi è tutto tracciato. Diamo le notizie per quelle che sono. Le persone sono state informate e poi è stato fatto il tampone molecolare dall'ASP, che nel 100% dei casi è stato confermato. Quindi tutto ciò che trova il privato è tracciato.
Corcione, andiamo a chiudere. Allora, il problema, non sto contestando la positività e la conferma della stessa. Questa conferma avviene, per quello che dicevamo prima, assolutamente in maniera tardiva. Ed ecco perché dico assolutamente necessari investimenti sul pubblico e sulla medicina territoriale. Questo è il dato. Non stiamo contestando nulla. Si facesse quanti tamponi si fanno è sempre meglio, perché non avendo alternative è estremamente meglio che se ne facciano di questi molecolari, che peraltro hanno una sensibilità non del 100%, ma questo lasciamo stare, non entriamo nel tecnico che non ha senso. Il dato è che poi la segnalazione avviene in tempo adeguato, la processazione del tampone definitivo è tardiva, questo è il punto. Io di questo mi lamento, quindi non stiamo dicendo cose diverse. Massimo Clausi, andiamo a chiudere, vai. Come chiudiamo? Chiudiamo dicendo speriamo che vada tutto bene, perché davvero c'è da augurarselo, perché la situazione mi sembra complicata dall'origine, cioè quindi dal rilevamento della positività e quindi dal tracciamento, che è saltato, non per colpa ovviamente dei privati, ma per colpa del pubblico, fino agli eventuali ricoveri che stanno appunto, come dire, sono numericamente sempre meno posti disponibili. Quindi non so che dire, aspettiamo questo nuovo commissario, aspettiamo di capire come si muoverà e in che ambiti si muoverà. L'unica speranza è che speriamo che lo faccia in fretta. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, abbiamo aggiunto altri elementi per capire cosa stiamo vivendo e quello che ci aspetta, come dobbiamo prepararci, come dobbiamo reagire, come dobbiamo organizzarci. Questa è una fase delicata. O lo facciamo adesso o sarà difficile. Lo facciamo proprio in pieno dell'emergenza, perché qui bisogna davvero testare fino a che punto la nostra macchina sanitaria è in grado di rispondere e lì dove bisogna intervenire per robustirla, per renderla funzionale e soprattutto capace di dare risposte immediate ai cittadini, perché questo è quello che chiede la gente. Grazie a Eugenio Corcione, a Giancarlo Greco e a Massimo Clausi per essere stati con me. Arrivederci domani. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passassa, ero cancellassa, chissà terra nostra, balla tarantella, o si piglia chitarra e suona calavesella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quando gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavesella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, tu si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quando gente
che sparre, poi ci viene in vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Sera in su di pini, a ciopè a tifo bagno, scinni su tari bronzi, saglie e vidi l'arcumagno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci va più e spine, ci va più e spine. Chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore in comare, poi si stenna la spiaggia e s'asciutta lo sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente in sparre e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risbigli dici è me.